Venezia.it. Guerra aperta sul futuro del prezzo del biglietto ACTV in caso di separazione tra Venezia e Mestre. AVM ipotizza un aumento, durissima la risposta delle associazioni per il sì al referendum. L'allarme della procuratoria, l'acqua alta continua a entrare nella Basilica di San Marco, rischiando di provocare danni importanti a un patrimonio millenario. Fissata per il 17 novembre da San Giobbe all'Arsenale la regata di protesta organizzata da 33 associazioni di voga, canottaggio e vela di Venezia contro il moto ondoso. A pochi giorni dal solenne taglio del nastro con sindaco e patriarca, il sacrario del Lido di Venezia è già chiuso, manca la convenzione tra gli enti promotori del restauro. 68enne arriva in ospedale a Mestre con febbre e dolori e muore poche ore dopo, in corso accertamenti per capire se si possa trattare di meningite. Arrestato un ristoratore di Marghera, secondo i carabinieri aveva messo in piedi anche un fiorente giro di droga sia nei pressi della sua abitazione a Mestre che all'interno del locale. Domenica l'Umana Reyer affronta Sassari sul parquet del Taliercio in una riedizione della finale scudetto. Coach De Raffaele lancia un appello ai tifosi, la squadra avrà bisogno di tutto il sostegno possibile. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo dalla guerra ormai aperta sul futuro del prezzo del biglietto del trasporto a Venezia, perché evidentemente la separazione tra Venezia e Mestre potrebbe avere delle conseguenze e durissima è la risposta delle associazioni per il sì al referendum. Il futuro prezzo dei biglietti ACTV accende la campagna elettorale per il referendum del 1° dicembre. Lo scontro su un aumento di tariffe come conseguenza della creazione dei comuni di Venezia e Mestre si infiamma dopo un comunicato ufficiale del gruppo AVM, la municipalizzata di cui fa parte anche ACTV. Se il referendum desse come esito la separazione, spiega il comunicato, per raggiungere Rialto da Mestre Centro si passerebbe da €1,50 a €3,70. €2,20 tariffa minima di un biglietto tra due comuni più €1,50 di biglietto di navigazione. Sempre secondo il comunicato di AVM, il servizio automobilistico e tranviario della terraferma è in perdita di circa 17 milioni di euro proprio perché il Comune di Venezia offre l'opportunità di viaggiare su una tratta di lunghezza extraurbana a tariffe urbane compensate dagli introiti della navigazione. In caso di contratto di servizio autonomo, il deficit dovrebbe essere interamente ripianato o con un incremento tariffario o con una rimodulazione dei servizi. L'azienda di trasporto, contattata tramite l'ufficio stampa, non ha intenzione di rilasciare ulteriori dichiarazioni. Chi commenta invece il fronte del sì. E la notizia è assolutamente falsa e non è neanche una notizia che può essere diffusa in quella maniera. Per cui adesso abbiamo raccolto il consenso dei presidenti delle associazioni e degli organismi che si occupano del sì alla separazione e degli avvocati che sono disponibili a partecipare a questa cosa. Faremo tutti i provvedimenti del caso per contrastare, per denunciare in ogni sede questo tipo di comportamento assolutamente scorretto e in violazione tra l'altro delle normative sia sulla propaganda politica che della legge penale. C'è un allarme acqua alta che entra in Basilica a San Marco rischiando di provocare danni importanti a un patrimonio millenario. A lanciarlo questo allarme è il procuratore di San Marco Pierpaolo Campostrini con delega ai servizi tecnici, che fa un quadro della situazione. Intanto l'acqua alta continua a farsi sentire in centro storico, attesa anche domani una massima di 110. L'acqua alta torna a minacciare la Basilica di San Marco, allagando i suoi preziosi marmi e pavimenti. Venezia trema, vedendo in pericolo il suo simbolo più prezioso, conosciuto in tutto il mondo. Pierpaolo Campostrini, procuratore di San Marco con delega ai servizi tecnici, spiega. Quest'estate, per la prima volta da molti anni, la Basilica di San Marco è rimasta indenne dagli allagamenti. Questo grazie all'intervento che fu progettato dalla Procuratoria e messo in opera dal Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto, che ha isolato i condotti delle acque piovane dalle acque del bacino di San Marco. Nulla si è potuto però purtroppo di fronte all'alta marea di questi giorni. A un livello superiore agli 85 centimetri l'acqua entra dalla porta
e bagna i marmi millenari e soprattutto viene assorbita dai mattoni che poi successivamente, quando l'acqua va via, si asciugano, il sale però rimane dentro. Quindi il lavoro di restauro, che pure è continuo, non è sufficiente a mantenere una situazione stabile perché il degrado cresce più rapidamente. Altre proposte concrete sono allo studio. Dovremmo provvedere a delle ulteriori e diverse protezioni per un bene immenso come quello della Basilica di San Marco. A questo la Procuratoria sta pensando in questi mesi e qualche novità apparirà forse nei prossimi giorni. Intanto l'acqua alta continua a creare disagi. Stamani alle 9 registrata una punta di 104 cm. Per domani mattina, domenica alle 9:20 circa, prevista ancora una massima quota 110. E la marea potrà mantenersi su valori elevati per tutta la durata della prossima settimana. Da lunedì, infatti, l'arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento di livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici. Ed è fissata per il 17 di novembre da San Giobbe la regata di protesta organizzata da 33 associazioni di voga, canottaggio e vela di Venezia contro il moto ondoso. Alla sfilata sono state invitate barche a remi e a vela, il cui transito in laguna è reso impossibile per la violenza delle onde sollevate dalle imbarcazioni a motore. In una lettera al sindaco le associazioni avevano avanzato alcune proposte a breve, medio e lungo termine, tra cui l'introduzione della voga come materia obbligatoria nelle scuole di Venezia, l'introduzione di no wake zone simili a quelle del nord Europa, una legge nazionale per la navigazione e un unico ente per la gestione di tutto lo spazio acqueo lagunare. A pochi giorni dal solenne taglio del nastro con sindaco e patriarca, il sacrario del Lido di Venezia è chiuso. Prima dell'apertura in modo stabile deve essere perfezionata la convenzione tra gli enti promotori del restauro, però diversi cittadini interessati a una visita hanno trovato i cancelli chiusi. Stimoleremo il comune a valorizzare questi spazi, ci faremo prima persona partecipi con le associazioni di poter sempre valorizzare questi spazi nel migliore dei modi, con un'offerta anche culturale chiaramente adeguata al contesto e per non lasciare in abbandono nuovamente. Un gruppo di associazioni si offre per garantire gratuitamente, con personale volontario e qualificato, l'apertura del tempio votivo. Una disponibilità espressa anche in un documento ufficiale presentato in municipalità. Inaugurato solo pochi giorni fa dopo un lungo e complesso restauro, il tempio votivo del Lido di Venezia è già chiuso. Deve ancora essere perfezionata infatti la convenzione tra Patriarcato, Comune di Venezia e l'Ente Onor Caduti di Roma per regolare l'apertura del sacrario e dell'intero edificio. Quest'opera è stata conclusa grazie a un progetto della municipalità della precedente consigliatura che grazie al bando regionale Veneto che ha finanziato poi l'opera abbiamo concluso finalmente. Il presidente della municipalità del Lido Palestrina, Danny Carella, è categorico. Nei giorni immediatamente successivi all'inaugurazione il tempio è stato raramente aperto, è stato principalmente chiuso. Ci si augura che adesso venga trovata finalmente una cogestione condivisa e soprattutto partecipata con il territorio per evitare che ritorniamo alla situazione precedente a quella dell'inaugurazione. Il tempio votivo deve essere a disposizione dei cittadini, delle associazioni, delle istituzioni locali, perché il tempio votivo è patrimonio di tutta l'isola e di tutta Venezia. La cronaca, una 68enne si è presentata in ospedale con febbre e dolore ed è morta poche ore dopo. Sono in corso accertamenti per capire se si tratti o meno di meningite. C'è un caso di sospetta meningite. Una donna di 68 anni nella tarda serata di giovedì è arrivata all'ospedale con dolori e febbre alta. È stata ricoverata, ma durante la notte è deceduta. Al momento non è ancora confermata la causa, ma il sospetto è che si tratti di un grave caso di meningite. L'ospedale sta mettendo in atto tutti gli accertamenti di rito, anche perché se fosse confermato questo sospetto si dovrà attivare la profilassi. Il caso è stato segnalato anche all'autorità giudiziaria. Sarà il PM di turno quindi a decidere se disporre o meno l'autopsia. Quello che si vorrà cercare di capire è cosa abbia scatenato quella violenta infezione.
L'ultimo caso di meningite risale al settembre scorso, quando un 19enne è stato ricoverato in ospedale per una forma particolarmente grave. In rianimazione prima, in una stanza protetta del reparto malattie infettive poi. Dopo 2 giorni però era fuori pericolo. I carabinieri hanno arrestato un ristoratore di Marghera che, oltre a dedicarsi alla sua attività, spacciava stupefacenti. Un quarantenne gestiva una trattoria di Marghera, ma i carabinieri di Mestre hanno scoperto che aveva messo in piedi anche un fiorente giro di droga sia nei pressi della sua abitazione in quartiere San Teodoro a Mestre che all'interno del locale. È stato arrestato. L'operazione, portata a termine con l'aiuto delle unità cinofile della polizia locale di Venezia, è scattata proprio nei pressi di casa sua, a seguito di una precedente attività effettuata a ridosso di alcune palazzine del quartiere, dove c'era un via vai sospetto di giovani. A quel punto è scattato il controllo, che ha consentito di trovare 9 ovuli di hashish del peso di 100 grammi circa e un involucro con 4 grammi di cocaina. L'attività proseguita all'interno dell'appartamento dell'uomo ha poi consentito di rinvenire il materiale vario utilizzato per la pesatura, il taglio e il confezionamento delle singole dosi, nonché quasi 8.000 euro in contanti. Torniamo sul caso alloggi ai vigili. Dopo le pesanti critiche della CGIL nei confronti di Cafarsetti, immediata la replica dell'assessore competente. Le critiche della CGIL in merito al bando emesso dal Comune per assegnare 13 alloggi alle famiglie dei vigili urbani residenti in Veneto e assunti dal Comune con contratti di formazione e lavoro hanno trovato l'immediata risposta dell'assessore alla Polizia Locale Giorgio Deste. Mentre il sindacato sostiene che oltre ai vigili ci siano moltissime altre persone che necessitano di un alloggio, lui risponde spiegando perché la loro presenza in una delle zone più complesse di Marghera, via Correnti, potrebbe essere un valore aggiunto. Ma anche qui bisogna capire un attimo lo spirito con cui si è dato luogo a questa iniziativa, che è quella di far occupare le case. In questo caso parliamo di una realtà ben precisa che è stata teatro di occupazioni abusive da soggetti anche piuttosto pericolosi. In questo senso abbiamo pensato, proprio nella logica di investire nella sicurezza, di dar luogo a questo tipo di opportunità per alcuni, peraltro perché stiamo parlando proprio di pochi alloggi, a nuovi operatori di polizia locale, proprio perché vadano a occupare spazi e diano ulteriormente in modo indiretto comunque un segnale di sicurezza del quartiere. E proprio la CGIL del Veneto studia l'ipotesi di una sanità integrativa per i dipendenti pubblici, ma avverte: giù le mani dalla sanità pubblica. Quella che fino a qualche tempo fa sembrava una scelta di pochi, soprattutto liberi professionisti, sta diventando la decisione di molti. La sanità integrativa sta facendo sempre più seguaci, anche a nord-est. Basti pensare al fondo di assistenza integrativo Sani in Veneto, promosso dalle aziende del settore artigiano, una forma di tutela ulteriore che permette di ottenere il rimborso totale o parziale delle prestazioni nella struttura di fiducia. Una buona pratica che la CGIL del Veneto vorrebbe allargare anche ai dipendenti pubblici. Da qui il convegno organizzato a Mestre con vari esperti, tra i quali Maurizio Castro, ex manager Electrolux. Diciamo che lo strumento della sanità integrativa coinvolge oramai in Italia circa 10 milioni di lavoratori. Noi nel pubblico questa esperienza ancora non ce l'abbiamo, quindi stiamo approfondendo il tema per capire gli spazi che possiamo, occupare con la nostra attività contrattuale. Ma per la CGIL la questione va maneggiata con cura. Le strutture cui si rivolge l'assistenza sanitaria integrativa infatti sono spesso private o convenzionate. E qui il dibattito è quello di questi giorni, contrassegnato dalla carenza cronica di medici negli ospedali pubblici veneti e con il presidente Zaia che anche recentemente ha sottolineato come i privati pesino per il 12% del totale, la percentuale più bassa d'Italia. Insomma, per la CGIL si va avanti, ma con cautela. Il tema della sostituzione del nostro servizio sanitario universale in funzione universalistica, noi è un percorso che cerchiamo di evitare. Ora ci fermiamo per qualche secondo, ma rimanete con noi. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Tenersi al passo con le nuove tecnologie digitali rappresenta spesso la condizione perché un'azienda rimanga competitiva sul mercato, ma altrettanto spesso è un passo molto difficile da compiere per piccole e medie imprese del territorio.
Il nostro tessuto produttivo è spesso incapace di muoversi alla velocità d'evoluzione delle tecnologie e con la stessa rapidità con cui questo processo avviene all'estero. Secondo un'indagine Istat del 2018, ad esempio, il 63% delle piccole e medie imprese italiane effettua investimenti irrilevanti nel passaggio al digitale. In particolare per le aziende veneziane e polesane le principali barriere all'evoluzione digitale sono i costi elevati, la carenza di formazione e la mancanza di soluzioni tecnologiche adeguate. Quest'ultimo dato arriva dal progetto di formazione e accompagnamento al digitale sviluppato dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Abbiamo selezionato 78 micro e piccole imprese delle province di Rovigo e Venezia, abbiamo studiato i loro fabbisogni, abbiamo cercato di capire quali sono delle tecnologie che possono aiutare a fare il salto. Dopodiché le abbiamo coinvolte in una serie di workshop in cui hanno sviluppato dei progetti che potevano essere ideali per loro di sviluppo tecnologico e poi le abbiamo accompagnate verso la definizione di una roadmap così che siano in grado sin da oggi di adottare delle nuove tecnologie, effettuare degli investimenti in modo ragionato e soprattutto siano in grado di scegliere le tecnologie migliori per loro. Dal 12 al 16 novembre circa 2.000 persone, tra cui oltre 1.600 imprenditori e 1.150 aziende, si confronteranno sui temi dell'innovazione strategica e digitale in un'iniziativa organizzata dall'università che, ospitando relatori da tutto il mondo, si propone di rendere per una settimana Venezia e Mestre punti d'incontro di conoscenze, competenze ed esperienze nazionali ed internazionali. La grande impresa, le strategie di business, la necessità di adeguamento sul lato tecnologico, digitale dei processi delle piccole imprese, la mobilità, la comunicazione, il marketing, tutto il mondo, tutte le tematiche che riguardano quello che oggi molti definiscono l'Industry 4.0, la trasformazione digitale, e abbiamo scelto di dargli una veste coordinata sia per amplificare l'eco, sia per rendere più fluida la comunicazione, le relazioni tra i vari soggetti che partecipano e quindi per aumentare l'impatto che possiamo avere. Ora il basket è una squadra che dobbiamo affrontare con molta attenzione, a dirlo il coach dell'Umana Reyer in vista della partita contro Sassari. Squadra che sta facendo molto bene sia in campionato che in Coppa, una partita che al di là del passato, che comunque riguarda ormai qualcosa che è andato e che è finito, una partita importante. Credo che sia il momento giusto per noi per avere una partita così contro una squadra che punta dritta allo scudetto. L'Umana Reyer si prepara ad affrontare Sassari sul parquet del Palasport a Liercio domenica alle 20:45, ma sottolinea il coach Orogranata, la squadra avrà bisogno di tutto il sostegno possibile. In casa, quindi avremo bisogno assolutamente del calore di tutto il nostro pubblico. Arriviamo da un periodo di tante trasferte, credo anche positivo al di là di quella di Brindisi, comunque un periodo duro per i viaggi che abbiamo fatto, però con anche la voglia e il desiderio di incontrare una squadra, ripeto, così importante in questo momento. Credo che sia un test giusto, che arriva al momento giusto e che sarà importante affrontare con grande attenzione, perché Sassari è squadra da tante possibilità diverse, quindi dobbiamo affrontarla con molta attenzione. Aperta al Lido di Venezia, una mostra che mette in vetrina le 1000 più facce della fortuna. La collezione di proprietà del medico dentista Renzo Battaglia nella top 10 dei collezionisti italiani, un patrimonio raccolto in oltre 40 anni di passione. La mostra rimarrà aperta fino al 19 novembre. Avete bisogno di un pizzico di fortuna? Allora, se vi trovate a Venezia, potete bussare alla porta del Museo del Maiale, appunto simbolo di buona sorte. Una singolare e multiforme collezione privata, quella accumulata in tanti anni dalla passione quasi maniacale del dottor Renzo Battaglia. Ho una piccola collezione di maiali che risale a circa 40 anni fa più o meno. Come numero di pezzi siamo intorno ai 20.000, facciamo conto che ne arriva uno al giorno. Non sono l'unico, sono, direi, vicino al podio, siamo in tante cellule dormienti. In mostra una parte dell'originale collezione composta da quadri, sculture, disegni, arazzi, fotografie, cartoline d'epoca e poi oggetti in vetro, argento, ceramica, porcellana e legno. Il tutto dedicato a Sua Maestà, il maiale, l'eterno simbolo dell'economia rurale, oltre che della fortuna.
Attualmente siamo in esposizione alla Biblioteca Prat con una parte della collezione. Chi volesse visitare il resto della collezione passa presso il mio studio dove può entrare tranquillamente, basta suonare. Qua vedrà gran parte dell'oggettistica che ovviamente non si può spostare, perché con tutto quello che abbiamo portato alla Biblioteca Prat non abbiamo portato altro che la punta dell'iceberg. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, una buona domenica e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. La giornata festiva sarà caratterizzata ancora da condizioni sostanzialmente stabili sul nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio del 10 novembre. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, ampio soleggiamento, cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti, specie sulle pianure occidentali. Temperature minime in calo tra lo 0 e i 9 gradi, massime invece stazionarie comprese tra i 12 e i 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, qualche nube in più sui settori montuosi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 4 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole un po' su tutti i settori della nostra regione, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e -1, massime sui 12 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3, arrivederci.